La sua ricetta per fare turismo? La mia ricetta per fare turismo è lavorare sulla tassazione, lavorare sulle infrastrutture, bloccare gli sbarchi e fare una promozione dei nostri gioielli che non sia lasciata, diciamo, al caso, ma che sia una delle priorità che si dà allo Stato nazionale. Ad Agrigento come si procede secondo quello che lei conosce? Ad Agrigento intanto il tema delle infrastrutture mi sembra un tema centrale. Questa è una città che ha uno dei più grandi siti, forse il più grande sito del mondo per estensione archeologico. È un sito straordinario dove chiaramente verrebbero molti più turisti dei 600.000 che arrivano ogni anno se non ci volessero 2 ore dall'aeroporto più vicino, se ci fossero dei porti utilizzati non solo per far sbarcare gli immigrati ma utilizzati per aiutare il turismo. Sicuramente il tema delle infrastrutture è il tema qui centrale. Poi ovviamente insomma, io insisto sul fatto che bisogna aiutare gli operatori del turismo. Noi non possiamo dire a chi vorrebbe avere un albergo, a chi vorrebbe fare qui turismo di alta qualità: guarda, l'unica possibilità che ti diamo è quella di riconvertire il tuo albergo in un centro per l'accoglienza degli immigrati, come è accaduto anche nella provincia di Agrigento e in strutture straordinarie non lontane da qui. Io penso che bisogna sostenere queste eccellenze e penso che qui bisogna dare servizi oltre alle infrastrutture, perché noi il petrolio ce l'abbiamo, solo che noi non lo sappiamo estrarre.